Ciao amici, si è aspettata, come state? Spero tutto bene. Ciao Sicilia, aspettata. Ciao amici di Sicilia, aspettata, spero come state tutto bene. Spero come state. Ciao amici di Sicilia, aspettata, come state? Spero tutto bene. Siamo qui a Trapani, oggi direzione Marettimo. Una delle isole più belle di tutta la Sicilia e noi andremo alla scoperta di quest'isola meravigliosa di Marettimo. Dopo questa introduzione del buon Antonino, oggi l'introduzione la fa lui, si è impostato del canale Sicilia Inaspettata e noi ci vedremo presto sull'isola di Marettimo. Siamo finalmente giunti a destinazione. Siamo giunti a Marettimo, pronti ad andare a scoprire il nostro alloggio di questi 3 giorni. Giornata perfetta, meteo bellissimo devo dire, e quindi adesso non ci resta che andare all'alloggio. E siamo arrivati nel nostro alloggio per questi 3 giorni con un Antonino già a provare il bagno. Room tour veloce, anche perché diciamo che c'è stanza 1, stanza 2, stanza 3 è questa, ma ce l'abbiamo pure la cucina soggiorno. la cucina soggiorno, è open space. Bene, ora ci sistemiamo perché più tardi dobbiamo salire qua sopra. Altra tappa fondamentale, andare al supermercato a comprare i beni essenziali. Abbiamo comprato l'essenziale. Abbiamo comprato cibo circa per 7 persone. Esagerato. Ma primo pranzo qua in verandina a Marettimo con questo bel tempo, così ci rifocilliamo per il bel trekking pomeridiano. E quindi buon pranzo a tutti con i paninazzi, pizza, focacce, insalata di polpo, abbiamo di tutto e di più. Un panino, bello con l'olio o pomodoro, che stai a me. Amici, dopo questo bel pranzetto veloce, adesso riposino pomeridiano e poi ci andiamo a fare un bel trekking a Monte Falcone, il punto più alto di Marettimo, per vedere che panorama si vede là sopra. Quindi restate connessi e a tra poco. Tutto pronto per questo primo trekking di Marettimo, direzione la punta più alta dell'isola, Monte Falcone. Monte Falcone. Sarà un'oretta e mezza da salire, ma là sopra ci sarà un super panorama. E 3. Via, 2 km e 3. Ho Dai. caricato il telefono. E si sale. Percorso abbastanza impegnativo. 1 hour later. E si sale ancora, amici di Sicilia Inaspettata, amici di Fiatone Inaspettato. Siamo quasi in cima. Senza maglietta di ricambio. Male amici, quando fate trekking. Il manuale, bravo. Una particolarità di Marettimo è la presenza massiccia di rosmarino selvatico. Raga, pieno pieno. Cioè proprio pieno pieno, un odore incredibile e molto molto bello. Much later. E attenzione, siamo arrivati in cima, punto più alto dell'isola di Marettimo e punto più alto del Fiatone. Salita di sicuro non per principianti, raga. L'ultimo tratto molto complicato, ma intanto anche questa cima l'abbiamo conquistata. Andiamo a bere il trofeo di oggi,
Birra Messina. Sponsor, Cristalli di sale. sponsor del trekking di oggi, Birra Messina. Grazie per i 10.000 euro che ci ha dato la Birra Messina. Ci hanno aspettato, ringrazia. Qualora volesse darcene 20, Birra Messina è sempre ben accetta. Ah, peccato non poter vedere il tramonto da qua sopra, ma diciamo che è improponibile, anche perché ci vuole troppo tempo ed è troppo pericoloso scendere col buio da qua sopra. Bene amici, si viene aspettata con questo bel venticello. Ora comincia la parte forse più difficile della salita, che è la discesa, cari amici. Ora ci sarà da ridere, infatti penso che poserò con tutta l'attrezzatura, perché la prima parte della discesa, quindi l'ultima parte di salita, mi sa che ce la dobbiamo fare, come si suol dire, tecnica avanzata di trekking, che si chiama stricaculo. ovvero col culo a terra. Immagini che fuggi da qua sopra, pappete. Pappete. Arrivi là nella spiaggia di Marta con il coso, ti apri. Oh, tiri le pappete. corde. E a 3 secondi sei morto. Sei arrivato. Tipo, un po' sì, perché con quel vento che c'è, sei secondo me. Sei morto tu. Io no. Tu, esperto paracadutista Certo, dell'esercito. Bene amici, ci vediamo mi sa a fine discesa a sto punto. Tra un'oretta e mezza. La parte più difficile l'abbiamo scesa. Eravamo là sopra, no? Incredibile ma vero. Però di contro c'è un mare incredibile. La montagna sta facendo ombra un po' ovunque. Il vento non ci lascia stare anche un secondo. Ma va bene così. Continuiamo la discesa di circa 3 km. Much later. E ce l'abbiamo fatta a scendere dalla cima di Monte Falcone. Molto impegnativa come cosa. Devo dire che Antonino provato. Anzi provati, tutti provati siamo. la discesa più della salita. Discesa a volte più difficile della salita. Pensate che eravamo esattamente là sopra. Adesso non ci resta che andarsi a fare una doccia e soprattutto rifocillarci da qui fino a domani. Anche perché non vi spoilerò niente. Non skippate il video perché a breve spuntano cose tanto belle assai. Sciacquettati e lavati dopo questo bel trekking, ora andiamo a cercare soprattutto dove mangiare, perché diciamo che dobbiamo mangiare. No, che c'entra? Noi cambiamo di aria. Cambiamo di trekking. Il rosmarino selvatico. Il rosmarino selvatico, veramente, cambiamo il rosmarino selvatico. Ne potevamo prendere un pochettino. Andiamo a vedere cosa mangiare di buono a Marettimo, vi consiglieremo anche qualche ristorante, magari se volete venire a Marettimo così sapete dove mangiare. Non che ce ne siano centinaia, però. Con la celebrità qui di Montemagno ci offriranno sicuramente tutti la cena, visto la caratura di questo YouTube. A voglia. Appena Dai sento suoi- si c'è un'aspettata. Dall'alto dei suoi 930, quanto sono? 933. Anzi, 933 follower. a proposito iscrivetevi al canale, mi raccomando. Infatti, iscrivetevi al canale e lasciate like al video. Gli devi fare il bottoncino qua quando Insegnato. Amici, si c'è aspettata post cena, stessa posizione di prima, stessa situazione, ma stavolta abbiamo un ristorante con delle certezze in più. con delle certezze in più, è vero. Questa volta abbiamo un ristorante da consigliarvi se venite a Marettimo. Si chiama Il Pirata. Devo Diciamo dire, che siamo abbiamo- oltre il molto buono, quasi all'ottimo. Quindi ragazzi, esatto. consigliate Il Pirata a Marettimo, E consigliatissimo. vi consigliamo il tonno sott'olio perché è una cosa veramente di qualità, e soprattutto la zuppa di aragosta che va prenotata il giorno prima. Quindi prenotate anche la zuppa di aragosta se venite a prenotare al Pirata, mi raccomando. The next day. Amici, ci siamo aspettata buongiorno, anzi buonanotte veramente. Stiamo andando a vedere un'alba, anzi l'alba stiamo andando a vedere. Da uno dei punti che dovrebbe essere uno dei punti più belli di Marettimo, da dove ammirare l'alba. Ma prima ovviamente ci sarà da salire e salire. Il perrito dell'alba. Beato te. E siamo giunti alle case romane di Marettimo, sito archeologico, presumo di epoca romana. Guardate che spettacolo di colori
che ci sono. Spettacolo. Amici, ci siamo aspettata anche quest'alba, l'abbiamo vista, che spettacolo qui a Marettimo. Se volete venire a vedere l'alba a Marettimo vi consiglio le Case Romane, un posto perfetto per vedere l'alba, bellissimo. E ora noi ci andiamo a prendere magari 2 briochini alla Nutella, perché diciamo che un po' di fame c'è. Bene amici, cominciamo la discesa. Obiettivo panificio. Obiettivo da raggiungere panificio. Panificio e briochine con la Nutella. Sono solo le 6:15 del mattino. Ci sono dei colori bellissimi qui tutto attorno a noi, ma ci tocca andare a mangiare perché c'è un bel po' di calo di zucchero. C'è calo di zucchero, c'è di bulizza, come si dice da queste parti. Many hours later. Una delle cose molto belle di Marettimo è che c'è una pace incredibile. Nulla a che vedere con tutte le altre isole, insomma, sia le Egadi che le Eolie. Qui è un'isola ancora non troppo turistica e quindi potete venirvi anche a rilassare beatamente qui a Marettimo, perché è bella, calma, insomma, molto tranquilla. E poi ovviamente per gli amanti del trekking è un paradiso, perché veramente l'isola offre paesaggi assurdi ed è veramente consigliato visitarla, ve la consiglio tantissimo. Ora raggiungiamo Martuzza al bar, perché a Marettimo ci si rilassa, si cammina. Ah, ecco, una cosa importante di Marettimo è che non si può camminare con veicoli a motore, un'altra cosa meravigliosa secondo me. E poi si mangia molto molto bene, quindi adesso decideremo dove andare a pranzo quest'oggi. A proposito di cibo, tutti belli in attesa del pranzo, affamati, in attesa di cose buone. Qua ci sono cose molto buone in questo posto, secondo me. Cioè, so che mangio pesce fresco. E quindi il pesce fresco non si rifiuta mai. 2 hours later. Altro giro, altro trekking. Oggi andiamo a vedere se riusciamo a vedere il tramonto da Scalo Maestro, la spiaggia, il punto panoramico sotto il castello di Marettimo, che dovrebbe essere un altro dei punti più belli di Marettimo. C'è un po' da camminare come al solito, ma Marettimo è questo: camminare, mangiare e dormire. La bellezza proprio. Amici, si ci è inaspettata, siamo giunti al punto panoramico che dà su Punta Troia o Troia, non si è capito ancora come si chiama, Troia o Troia. Quello è il castello di Marettimo e questo è il panorama bellissimo su Scalo Maestro. Quello là sotto si chiama Scalo Maestro, ma ovviamente non ci avventuriamo ancora oltre, anche perché tra un poco tramonta e altrimenti dobbiamo rifarci tutto il sentiero al buio e non è il caso, perché come potete vedere non è troppo in sicurezza, va. Diciamo che è abbastanza pericoloso, quindi qua se venite state molto attenti, perché non è un trekking per tutti. Comunque questo è il bellissimo panorama di Punta Troia e del castello di Marettimo. Amici, se ci aspettate, è giunto il momento di tornare. Abbiamo questi altri 3,5 km circa da fare prima che faccia troppo buio per camminare. Bellissimo qua il punto panoramico di Punta Troia o Troia, è molto bello, consigliatissimo. Siamo abbastanza stanchi,
Ma ora andiamo e torniamo in paese perché dobbiamo andarci a lavare e soprattutto dobbiamo andare a mangiare. Fare trekking in questi posti è bellissimo, molto stancante. In alcuni tratti bisogna essere veramente non principianti perché rischiate uno di farvi male e due di restare qui perché siete troppo stanchi, però fatelo perché è bellissimo. Anche questo trekking l'abbiamo fatto con queste luci meravigliose alle mie spalle. Ora, come al solito, è l'ora di andare a lavarsi e a mangiare. Stasera tanta roba, forse vi faccio vedere qualcosa dopo. Later. Bene amici, di nuovo ristorati, anzi ristorati ancora no, ma lavati sicuramente sì, un poco stanculiti, ma Io spunto solo quando si va a mangiare praticamente. Marta c'è solo quando si va a mangiare ovviamente, ma noi adesso ci andiamo a pappare una cosa speciale. Speciale, stanno fanno tutto cose belle. Sembriamo tipo una band, un video di una band. Ma che cazzo fa quello? Che minchia più farfalle? Zuppetta di aragosta con l'aragosta. Cose deluxe stasera, ragazzi. Buonissima, ragazzi, buonissima. C'è ancora gente che ha spazio per un gelatino, ragazzi. Io sinceramente sto scoppiando. Però tutto molto buono. Consigliamo sempre, stesso ristorante di ieri sera, tra l'altro. Bellissimo. Il pirata super consigliato. Il pirata Quindi, ci paga. esatto, quindi. Questo video YouTube è sponsorizzato dal pirata Marettimo. Insomma, ora passeggiatina e poi andiamo a lettuzzo, così andiamo magari a dormire finalmente. The next day. Ultima mattinata qui a Marettimo, dopodiché andiamo a prendere l'aliscafo che ci riporterà a Trapani e come potevamo concludere se non con una bella granita e un caffè americano. Ultimi attimi qui a Marettimo, aspettiamo l'aliscafo che ci riporterà sulla terraferma. Ebbene amici, se ci ne aspettate io vi ringrazio come al solito di aver visto il video fino a qui, spero che Marettimo vi sia piaciuto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, qua sotto c'è il tasto iscriviti, è gratis, non ve lo scordate. Noi ci vediamo alle prossime avventure, tante cose belle, ciao!